Nel recente periodo si stanno diffondendo sempre più telecamere Wi-Fi o telecamere Wi-Fi a batteria. Non è certo mia intenzione mettere in discussione le scelte di ciascuno, quanto piuttosto analizzare e commentare questo trend dal mio personale punto di vista. Oggi parliamo quindi di telecamere Wi-Fi o telecamere Wi-Fi a batteria. Partiamo però da una premessa. Le telecamere vengono installate per una ragione specifica, ovvero videosorvegliare, quindi monitorare un'area, un ambiente, un edificio, ma se abbiamo la necessità di installare un sistema di videosorveglianza è perché c'è una necessità oggettiva di monitorare qualche cosa. Do per scontato che videosorvegliare quel qualche cosa significhi monitorarlo in tutte le condizioni, ovvero quando ci siamo o quando siamo assenti, sia di giorno che di notte. E ci aspettiamo che questo avvenga in tutte le condizioni. Bene, quindi parlavamo di telecamere Wi-Fi o di telecamere Wi-Fi a batteria. Ho messo insieme queste due tipologie di prodotto perché entrambi portano con sé quello che secondo me è un grosso limite della videosorveglianza, come l'abbiamo intesa prima, ovvero intendiamo monitorare sempre e comunque quel qualche cosa. Inutile dire che la videosorveglianza professionale è quella videosorveglianza realizzata con i cavi, ovvero devo portare cavi alle mie telecamere, realizzare un'infrastruttura e collegare ogni singola telecamera al mio dispositivo di registrazione. Queste tecnologie che si stanno diffondendo in questo periodo, ovvero le telecamere Wi-Fi e le telecamere Wi-Fi a batteria, si stanno diffondendo per una ragione specifica, per la loro semplicità di installazione. Non ho la predisposizione, non voglio tirare i cavi, non voglio realizzare una infrastruttura esterna all'edificio, quindi tubi, canaline, cavi, lavoro, manodopera, eccetera. Installo una telecamera Wi-Fi, due tassellini, si collega Wi-Fi al router, il lavoro è finito. Se è Wi-Fi che va alimentata, la devo alimentare. Se è Wi-Fi a batteria, non la devo nemmeno alimentare. Perché dicevo poco fa che portano con sé un grosso limite questi prodotti, queste tecnologie? Perché viene meno uno degli scopi principali per le quali vengono installate, ovvero monitorare in qualsiasi condizione. La telecamera Wi-Fi, infatti, che ha bisogno di alimentazione, deve essere collegata ad una fonte di energia che può essere banalmente la prima presa di casa disponibile o la prima presa del garage nel caso in cui si voglia monitorare un garage. Perché ho detto che viene meno una delle condizioni principali del sistema di videosorveglianza? Perché quella fonte di alimentazione alla quale collegherò l'alimentatore che alimenta la mia telecamera verrà meno nel momento in cui mi viene a mancare energia, mi viene a mancare corrente. Quindi se stacco il contatore andrò a spegnere quella telecamera, quelle telecamere collegate alla presa, collegate al punto luce primo disponibile che ho trovato. Anche se metto un gruppo di continuità classico UPS all'apparato di registrazione, potrà rimanere acceso l'apparato di registrazione, ma le telecamere si sono spente. Viene meno quindi uno degli scopi, come dicevo prima, per cui ho installato quella telecamera. Ho fatto prima, sì, ho fatto un bel lavoro
discutibile, ma questo è il mio personale punto di vista. Per quanto riguarda le telecamere Wi-Fi a batteria, invece, perché qualcuno potrebbe dirmi: ah sì, vabbè, ma io la metto a batteria, quindi non ho il problema che mi stacchino la corrente. Sì, ma se si spegne il router viene comunque meno la connessione. La telecamera a batteria, che spesso purtroppo registra sul cloud, come ho avuto modo di dire in un video più completo nel quale spiego come scegliere la telecamera, se registro in cloud e mi si spegne il router o mi viene disturbata la rete wifi, quella telecamera non riuscirà più a raggiungere il cloud e quindi non riuscirà più a registrare le immagini, e sarà ancora una volta venuto meno uno degli scopi della videosorveglianza, perché videosorvegliare non significa solo vedere, ma anche registrare e poter vedere a posteriori quanto accaduto nell'impianto, perché altrimenti accendo la telecamerina, me la guardo dal cellulare, però non so che cosa succeda nel momento in cui non me la sto guardando. La videosorveglianza professionale deve essere costruita in modo da garantire connessione costante almeno con l'apparato di registrazione, finché non viene tagliato il cavo, che in un impianto fatto bene non è certo all'esterno. Quella telecamera raggiungerà l'apparato di registrazione, il quale sarà alimentato da un gruppo di continuità UPS che, nel caso in cui vi sia un'alimentazione centralizzata, l'apparato di registrazione verrà supportato dall'UPS, il quale riuscirà a supportare, se correttamente dimensionato, anche l'alimentazione delle mie telecamere. Questo non per discutere le scelte legittime di ciascuno, ma per ragionare su questi aspetti che spesso vengono sottovalutati, specialmente dall'utente, ma mi rendo conto anche dall'installatore. Vedo spesso anche nei video postati sui social gente che dovrebbe fare il mio mestiere orgogliosa di aver installato una telecamera wifi perché non era possibile arrivare col cavo. Ma se non è possibile arrivare col cavo, quella telecamera a mio avviso non è una telecamera di videosorveglianza, perché non garantisce determinati requisiti. Spero di averti dato un consiglio utile anche in questo video. Ringrazio chi si è iscritto al canale. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti, spunta la campanella per non perderti i contenuti che andrò a pubblicare in futuro. Noi ci vediamo nei prossimi video. Ciao!